L'arceria sarda ha un nuovo presidente, ne abbiamo approfittato oggi che è in visita a Sassari per questa kermesse che vede il tiro di campagna in primo piano alla Pineta di Baddimanna. Stefano Cau, allora, stato di salute dell'arceria in Sardegna. Diciamo che adesso siamo in una fase di avvio per quanto mi riguarda, adesso dopo il cambio con Giuseppe Spanu, comunque vedo uno stato abbastanza buono, diciamo, di salute. Gare si stanno facendo, gli atleti sono presenti anche in queste doppie gare perché impegnano il sabato e la domenica, quindi siamo contenti di ciò che sta riavviando, diciamo, via via. Una fidelizzazione che non c'è bisogno di sottolinearla ha tantissimi iscritti in Sardegna per quanto riguarda l'arceria, tante società che poi anche a livello nazionale dicono la loro, e poi quello che ci fa piacere è vedere anche che ci sono degli scambi con gli amici corsi, ma poi avremo modo di viaggiare nel corso della stagione anche per quelle che sono visite da parte di società che arrivano dalla penisola. Certo, qua noi abbiamo in questo caso gli amici corsi che vengono spesso a fare le gare della Torres, ma anche noi usciremo ovviamente diverse volte, speriamo anche col comitato di fare delle gare con la parte giovanile, a parte le gare istituzionali come la Coppa e il Trofeo Pinocchio che sono previste come gare all'esterno, diciamo, però pensiamo non forse quest'anno ma all'inizio del prossimo già di organizzare delle rappresentative ad hoc proprio con i giovanili per uscire e fare gare anche fuori Italia, insomma, per dare ai ragazzi un'impronta nuova, una nuova conoscenza, diciamo, della gara, perché stare sempre qua diventa poi problematico per abituarli ai confronti importanti. Interscambio quindi anche per quanto riguarda altre tipologie, perché no, di allenamento, però diciamo che noi abbiamo anche questa peculiarità, ovunque si vada abbiamo dei posti davvero meravigliosi che sono sotto un certo profilo anche attrattivi per quelli che vengono qui a tirare di arco. Noi siamo fortunati perché abbiamo una palestra a cielo aperto praticamente, abbiamo un clima che ci permette di avere in tanti mesi, quindi una stagione allargata per poter organizzare delle competizioni di qualsiasi tipo, e quindi questo è un elemento, un parametro da sfruttare al massimo, considerando anche che i grandi eventi stanno diventando in Sardegna una cosa importante in parecchie federazioni, con ottima risposta, perché abbiamo visto che in tante discipline oltre all'arco ci sono tante altre federazioni che stanno facendo bene, quindi stanno attraendo dall'esterno sicuramente sia la parte sportiva ma anche la parte turistica, perché ricordiamoci che quando si spostano 400-500 persone per fare una competizione portano appresso anche tutto il loro corredo di amici, accompagnatori e conoscenti, quindi ben venga l'utilizzo della Sardegna come palestra a cielo aperto. Con il presidente degli Arcieri Torres Sassari a ribadire la bontà di un'organizzazione che vi ha visto ormai protagonisti, ne abbiamo appena parlato con il presidente regionale del tiro con l'arco Stefano Cau, però gli Arcieri Torres e Baddimanna una storia, insomma, che si perde nella notte dei tempi. Sì, Baddimanna l'abbiamo ripresa già da un paio di anni perché avevamo smesso di farla dopo i mondiali, abbiamo organizzato mondiali europei a Baddimanna, sempre col tiro con l'arco, sempre una gara importante. Quando inizi a organizzare grossi eventi di cui fanno parte diverse nazioni, parliamo di grossi numeri, 30 nazioni, e sono tanti, e quindi Baddimanna questa. Ora, su questo campo, che è una bella location, ci vorrebbe un po' più di lavoro. Attenzione, un po' più di cura. Attenzione, un po' più di cura. Noi cerchiamo di dare il tanto, il massimo per portare avanti questa location. Ci fa piacere farla a Sassari per dare uno spunto in tutto, e per i ragazzi, per i giovani che facciano sport di tutto, soprattutto tiro con l'arco. E poi non dimentichiamo che c'è l'organizzazione che ormai è storica del Trofeo di Baraz, un altro gioiello della natura della provincia di Sassari, che viene utilizzato, si sono svolti i mondiali europei, tante partecipazioni. Bruno, che dire, gli Arcieri Torres è sempre sul pezzo. Ah sì, noi Baraz 27 anni l'abbiamo fatta e non smettiamo di farla.
anche perché è un territorio sassarese, ci fa piacere, è una bella location anche quella, dove si presta, diciamo, per altri sport anche, per tutto, però Baraz a noi ci ha dato tanto e penso che anche noi abbiamo tanto dato agli altri, mostrando un territorio sassarese molto importante. E non solo, poi ricordiamo anche Olbia, perché sono stati organizzati mondiali, la particolare attenzione per la disabilità, quindi tante cose che rendono onore agli Arcieri Torres Sassari. Guarda, nella disabilità noi abbiamo lavorato con tutti, più o meno disabilità. Il primo nostro campionato italiano negli anni che furono l'abbiamo organizzato con i sordomuti alla palestra Bunker e da lì poi è partito un po' tutto con la collaborazione della dirigenza Arcieri Torres, di cui poi siamo andati a finire anche a Vanissanna, dove abbiamo organizzato il primo campionato italiano disabili. E poi ci siamo spostati un po' a Olbia, perché la location di Olbia dava un po' in più di, diciamo, di albergo per sistemare un po' i disabili, e lì abbiamo, almeno per 4 anni abbiamo lavorato con i disabili di diverse nazioni, dalla Russia, dall'America. 31 nazioni che hanno onorato della loro presenza al vostro torneo organizzazione. Si parla 31 nazioni, ma non solo 31 il numero, ma poi il 31 si porta a dire che sono 400 persone, giravano 600 persone in tutto tra dirigenti, allenatori e atleti. Una disabilità, per chi non entra nel mondo della disabilità, non sa cosa vuol dire gestirsi nello sport. Sono delle persone talmente forti che trasmettono agli altri cosa vuol dire fare sport, e questo è importante. A noi ci ha dato tanto e abbiamo intenzione in seguito di riuscire a fare altro. Secondo me ci riusciamo. Buon lavoro, Presidente. Grazie a voi.